L'evento nasce perché a giorni ci sarà la giornata nazionale in ricordo delle vittime della mafia. Siccome lo sport è sempre vicino a questi eventi e ribadisce sempre a gran voce il no alla mafia, perché uno dei valori fondamentali che lo sport deve portare avanti è la legalità. Quindi senza legalità lo sport non ha da esistere. Essendo un catalizzatore sociale dove ruotano appunto tutti i ragazzi di qualsiasi età, è importante dare questi segnali. Ecco, da lì allora che abbiamo creato questa prima pedata simbolica. L'anno scorso siamo stati a Palermo e organizzato un'altra associazione e abbiamo pensato perché non farlo qua nel nostro paesino. E allora è nato tutto questo. Come puoi vedere l'adesione c'è, la gente ci crede e quindi diamo un segnale forte. Ecco. Quale messaggio lancia questa iniziativa? Questo è il messaggio, è quello della legalità, perché lo sport oltre alla... Lo sport deve dare questo segnale forte, oltre alla sportività, alla solidarietà, la legalità che è fondamentale. Non si cresce senza la legalità. Le chiedo il significato di questa iniziativa. Oggi si ricorda, si commemora il giudice Rosario Livatino. Sì, è una testimonianza sempre attuale e particolarmente significativa per noi che siamo diciamo, i suoi conterranei. È un messaggio, come dire, universale. I valori che ha incarnato Rosario Livatino di profondo attaccamento al dovere, al suo dovere, che lo hanno portato a perdere così tragicamente la sua vita, sono uno stimolo, diciamo, per tutti noi per impegnarci a fare bene il nostro dovere. È un messaggio che vogliamo soprattutto trasmettere ai più giovani perché la testimonianza di quest'uomo che ha pagato un prezzo così caro non si perda, ma possa continuare, diciamo, a riflettersi nelle scelte quotidiane che ognuno deve compiere. Quello che è importante sottolineare è che il messaggio di Rosario Livatino non è rivolto soltanto ai magistrati o comunque agli appartenenti alle forze dell'ordine, è un messaggio universale rivolto a tutti, perché ciascuno nell'adempimento dei propri doveri familiari, sociali, lavorativi deve comunque avere questo riferimento che può, come dire, costituire un motivo per fare sempre meglio e per fare sempre bene il proprio dovere. Il senso di questa iniziativa è quello di principalmente non dimenticare i sacrifici di questi uomini che ci hanno liberati. Io definisco che in Sicilia la liberazione non è soltanto quella del 25 aprile, ma anche la liberazione che hanno fatto giudici, magistrati, poliziotti, gente impegnata contro la criminalità. Vogliamo ricordare alle giovani generazioni che alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 questo territorio era martoriato, era quasi controllato più dalla criminalità organizzata che dalle istituzioni. Si percepiva quasi una sfida tra le istituzioni e la criminalità organizzata. Queste persone come Rosario Livatino, come il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta, come il giudice Borsellino e la sua scorta, come Ninni Cassarà, come Dalla Chiesa e come tante altre persone di grande coraggio e di grande spessore ci hanno ridato la possibilità della rinascita di questa terra. E una volta avuta dobbiamo non solo combatterla, ma mantenerla con le azioni giornaliere, mantenerla facendo ricordare alla giovane generazione i sacrifici di queste persone che ci consentono oggi di vivere in un paese tranquillo, diciamo sereno. C'è sempre qualche sparuta azione criminale, però possiamo dire che oggi lo Stato ha vinto, che lo Stato c'è, che lo Stato ci garantisce e noi dobbiamo essere dalla parte dello Stato, dobbiamo essere dalla parte della legalità e dobbiamo tramandare alle future generazioni i sacrifici che hanno fatto queste persone per garantirci questa libertà.